Mi rivolgo alla cronaca, ai giornalisti, a tutti i cittadini, chiedendo con rispetto la massima riservatezza e sensibilità di fronte al dolore per la tragedia che ci ha colpito, fino a quando non saranno disponibili gli esiti e i risultati definitivi, confidiamo nella comprensione. Sono le toccanti parole che Adriana Burghelea, la mamma di Sergio Tarna, il 25enne morto assassinato con un colpo di pistola alla tempia, ha affidato in un post pubblico a Facebook. Confida nella verità della giustizia per la morte di suo figlio. Non ho portato i miei figli in Italia per fargli trovare la morte. Prosegue in un dolore composto, ma ricolmo di rabbia e risentimento davanti a una tragedia, dice, ancora senza un perché. Interrogativo la cui risposta potrebbe provenire dal video girato all'interno del nightclub di Tessera, frequentato sia dalla vittima che dal suo assassino. Ma qui è vietato girare dei video, ci dice il gestore del locale, da noi raggiunto al telefono. In queste ore si presenterà dai carabinieri per fornire la propria versione dei fatti. L'uomo riferisce che Riccardo Salvagno, indicato dalla procura come il presunto killer, era un cliente del locale. A riconoscerlo sarebbe stato uno dei suoi barman, dopo aver visto la fotografia del vigile urbano diffusa dalla stampa. Sembrerebbe che l'agente della Municipale di Venezia si fosse invaghito di una delle ballerine e per questo mal sopportava che altri, all'infuori di lui, potessero prestare quell'attenzione o peggio, che le stesse venissero date ad altri oltre a lui a causa della sua gelosia bramosa, ossessiva, che a tratti pare degenerasse in una vera e propria paranoia, raccontano gli amici. Risposte che potrebbero arrivare direttamente da casa dell'agente arrestato con l'accusa di omicidio, ma anche oggi il campanello di via Moranzani 43 a Malcontenta suona a vuoto.